Bella raga, ciao a tutti dal comandone veneziano, Fiorentina Messina ormai le possibilità di arrivare ai secondi sono praticamente nulle, noi ci proviamo, ma sarà un'impresa abbastanza impossibile. Sta buono. Comunque noi proviamoci, non si sa mai. Solo che siamo proprio calati nelle ultime partite in maniera bruttissima. Mutu. E Mutu la perde. Kuzmanovic. Incredibile miracolo sul Kuz. Incredibile. Non siamo fortunati, Beppe. Gamberini. Mamma mia, però. Subito miracolo sul Kuz, che comunque sta facendo una buona stagione, È una buona riserva. Occhio ragazzi. Credo che il Messina sta giocando, perché il Messina è terzo, noi siamo quarti in questo momento. Abbiamo perso un sacco di posizioni nell'ultimo video. Occhio. Sebastiano per il gambero a Kroldrup. Kuzmanovic. Mutu per Toni. Toni sbaglia, mamma mia. Siamo in difficoltà, raga. Mutu. Torres. E Toni non ci arriva, raga. Oh, Toni. Ma se non tiri così. Compro un altro attaccante? Ma è chiaro, da perdere. Ma dai, ma non è mai fallo. Non è mai fallo. Mamma mia. Missile terra-aria. Parato da Sebastiano Pasquale. Gais Cazabala per Kuzmanovic. Lentissimi tutti. Mamma mia. Devo rifondare il centrocampo, raga. Bisogna rifondare il centrocampo, purtroppo. Dai Torres. Il Ninius per Torres. Luca Toni si invola. Toni grandissimo. Toni. Me ne parano. Hamsik. Bello. Molto bello. 22esimo, sempre 0-0 Artemio Franchi. Molto bene Gambero. Stiamo giocando già meglio rispetto alle partite precedenti. Il Nino. E ancora errore. Casa Cesaretti come Buffon. Toni recupera un buon pallone. Stiamo giocando oggi. Mutu. Gaizka. Anche Mendieta fermato. E neanche angolo. Cioè neanche calcio d'angolo. Vabbè. Avete ragione voi. Vai. Hamsik. Kroldrup. Altro errore, l'ennesimo. Voleva nostro a centrocampo, purtroppo. Serve gente di gamba, gente dai piedi buoni e anche comunque di gamba. Kuzmanovic, Mutu. E Mutu se la allunga, però basta. Basta ragazzi, basta sti errori. Kroldrup ancora entra. Tutte pressano veramente come Milan di Sacchi. Seconda parte di campionato tutta così, dove sbagliamo qualsiasi cosa. Mutu. Lucchetta Toni. Kuzmanovic. Kroldrup. Toni. Mutu. Torres a chi? Torres a chi? Facciamo noi la partita ovviamente. Ma comunque, non riusciamo. Torres! Fuori di poco. Incredibile.
Non segno neanche per sbaglio. Torres ancora, si invola Torres. Kuzmanovic. Errore del Kuz. Toni recupera. Mendieta. E la perde anche lui. Mutu. Ho sbagliato io. Sono un po' demoralizzato, raga, perché non capisco perché sbagliamo così tanto. È abbastanza inconcepibile. Vai Ninius. Finisce la prima frazione 0-0, più occasione per noi. Ma con le occasioni non si fanno i 3 punti. Tanto Cori contro la Juve, non so se sa il perché. Bravo Gaizcone. Mutu. Ninius, vai Ninius. Questa è tua Ninius. Mutu. E non riusciamo a fare niente. Non riusciamo a fare niente. Non so che dire ragazzi, se giocavamo meglio all'inizio senza, diciamo, intesa, con i giocatori più scarsi, boh, non capisco. Non capisco cosa sta succedendo. Pasquale. Potenza. Il Kuz. La butta su Kuzmanovic e la perdiamo. Rischiamo anche di prendere gol al secondo tiro. Bellissimo. Pasquale. Ancora per Mendieta. La Fiorentina deve svegliarsi, però non va bene. Torres fa una buona cosa qua. Toni si gira bene. Ma sono tutti supermercati, cioè non è possibile che non lasciano mai un buco, dai. Kuzma, niente. Ma mi sto nervosendo ragazzi in una maniera incredibile. Donadel. Jorgensen per Mutu. No scusate, per Kuzmanovic. Al posto di Mare Chiaro mettiamo Liverani. Con il pareggio è praticamente matematico la non promozione, soprattutto se vince la Juve, anzi sicuramente. 59esimo. Aia, alla fine che lo prendo. Bravo Frey. Mezz'ora manca, ma vediamo proprio una Fiorentina spenta, una Fiorentina che non ci crede molto. Ci vuole un colpo di genio. Pasquale. Donadel. Vabbè, Donadel come può cominciare la partita? Con il cagatone. Ma è appena entrato, non può farmi sti errori. Mamma mia. Bravo. Almeno la difesa qualcosa fa. Toni, bravo Toni. Torres, prova a lanciare Toni, ma niente. Abbiamo Torres in avanti, Serie B, e non riusciamo a fare niente. Tutti i passaggi sono errati. Bravo Gambero. Donadel, questa è bella. Riesce a recuperarla, tutte le recuperano. Non se la faccio più ragazzi, ve lo giuro, cioè, cosa è successo non lo so nel girone di ritorno. Torres niente ancora, niente. 72esimo e non riusciamo a trovare un pertugio contro il Messina, ragazzi. Occhio. Vuole rigore sto coglione.
Donadel, mamma mia, una roba scandalosa, comunque. È troppo solo, Tony. Ma più lunga, ma più lunga. Vabbè, ma fa una apposta, dai. Fa una apposta. Non è possibile fare errori del genere. 78esimo. Così inferociti. Non ne vinciamo più. Ne vinciamo una da 30 anni. Donadel. Jorgensen. Beh, capite che sbagliano apposta i passaggi. Non è possibile che ogni passaggio sia sbagliato. Dai. Kroldrup. Tutti errati. Tutti errati. Torres. Torres. Tony non deve andare là, però. Ma doveva vabbè. Doveva tagliare qua, Tony, dai. 86esimo. Chiamaro finale. Gaiska. Gaiska. Non ci credo. Tony. Mendieta. No, vabbè. No, vabbè, cioè. Torres. Milita ha fatto una cosa strepitosa. Gioca bene Gazzone. Donadel. Torres. Il piedino di Mendieta ci regalerà il gol, lo so. Donadel. Niente. Pasquale. Gaizka. Niente. Finisce qua. Finisce qua purtroppo la nostra speranza di andare. Vediamo se è matematico, ma se mettiamo 5 minuti comunque e riproveremo il prossimo anno, Fiore. Adesso guardiamo le classifiche. Comunque un giocatore che penso che venderò è Mutu. Delusione totale Mutu. Su 4 ore per salvare. Ma che palo ho preso alla fine. Il palo dei pali. Siamo 19, sì, vabbè. È praticamente finita. Ora mettiamo i 5 minuti. Andiamo contro il Napoli, la penultima. Con 0 possibilità. Cioè, no, c'è un 3%. Un classico 3%. Che abbiamo un pallone, ormai siamo alla fine. Torres. Vai Ninius. Cerchiamo di salvare la stagione almeno. Con qualche prestazione degna di nota. Dopo le 3 vittorie consecutive non ne abbiamo più vinta mezza. Paradossale. Dai Nello. Liverani. Montolio, da fare una squadra più forte comunque. Anche la B è dura a livello massimo. Dopo le 3 vittorie consecutive ero convinto della promozione. Ah, dai no. Troppi passaggi sbagliamo. Voglio gente più di classe in centrocampo. Qua Napoli show. Dai. Fuori gioco di Bucchi. Voglio chiudere almeno la stagione con una vittoria, almeno in una delle ultime 2. Torres. Gifalusi. Jorgensen entra in area. Troppo lunga. Liverani. Sbagliata, ovviamente. Vai Live.
Vai Gaizka. Non riusciamo a dosare i passaggi proprio. Il Nino la recupera. Montolivo. Jorgensen. Tony. Non si passa. Gamberini. Bravo. Anche Montolivo bravo. Jorgensen, buona azione. Martin Jorgensen. Calcio. Vai Live. Tony. Boom. Neanche questa non è entrata. Stiamo dominando. Siamo messi male in campo. Non posso pensare che siano incapaci di fare un passaggio ogni volta. Vabbè, devo trovare l'alchimia il prossimo anno, perché è un anno di purgatorio in più, ok. Ma non 2. Anche Tony ha fatto bene, ha avuto un periodo che segnava sempre, adesso 0. E per piacere possiamo giocare, grazie. Ma guarda che merda! Grande Montolivo, questo è un gran recupero. Vai Torres. Torres. Tony. Torres, questa è bella. Non ci credo. Anche questa mi ha parato. Non posso segnare. Torres. Mendieta. Fallo comunque Jorgensen, la mette in mezzo. E ancora nessuno dei nostri. Vi fa gli usi. Jorgensen. Mendieta. Bello. Le stiamo provando tutte. Tony. Sono tornati ai passaggi sbagliati, sono più tranquillo. Ciarullo. Roba nostra. Ma togliamo Torres, mettiamo Mutu. Pasquale finito, mettiamo Kroldrup. Mettiamo Mare Chiaro. Per liberare facciamo così. Vai. No, tutto così ormai, stanno finendo tutte così. Sarà dura da colmare il gap, però almeno non c'è più la Juve, il Genoa, penso che... Tony. Bravo Mutu. Sentite i cori pro Napoli. Che Napoli ha fatto una stagione disastrosa, però è ultimo. Luca. Dai Mutu, mamma mia, Mutu è veramente il peggiore dei nostri. Riesce che di perderla. Pioi finisce qua, adesso c'è anche la matematica che ci condanna. E addirittura andiamo a perderla. De Zerbi. Perfetto. Molti fischi per la Viola, Risuscitato anche il Napoli.
Stiamo resuscitando chiunque praticamente. C'è grossa delusione anche da parte mia, perché non mi aspettavo una roba del genere. Non me l'aspettavo proprio. Ultima partita. Ci diamo a Livorno, bellissimo. Meraviglioso chiudere a Livorno. Ok. Facciamo vedere tutto, tanto. È che lo cambia la formazione. Tanto ormai è andata così. Stagione cominciata mediamente bene. Proseguita alla grande. Finita in maniera disastrosa. Stadio non particolarmente pieno, perché tanto le ambizioni sono andate a farsi benedire di parte di tutte le squadre. Ancora purgatorio della B, ragazzi. Torres, Int. Non si riesce a superare in velocità i difensori del Livorno con Torres. Va bene gioco, ti amo. Torres. Ma perché la passi proprio all'unico punto che non c'è nessuno? Ok, striscione della viola. Noi ci siamo sempre. Voi, sì, polemico ragazzi. Polemiche in casa Kuma. Non si riusciamo a vincere almeno questo. Cioè, ma capite che sembra che gli avversari corrano il quadruplo, dai. Dai Tony, Lucchetta grande qua e la palla sbaglia. Quanto li amo, Torres in curva. Gambero. Ecco, non sentite questi cori. Mendieta, può far tutto Gaizka. Guarda, visto che probabilmente non finiremo mai. Ecco, chiudiamo la stagione così. Io chiuderei la stagione così, con questo fermo immagine. Ciao. Salutiamo Mendieta che lo terremo il prossimo anno, però vedendo comunque non sta giocando male, però dopo come si dice, conclusioni a rete, poi ha detto anche lui alla sua età ormai. Ha provato a prendere perché è il nostro idolo, negli anni di Valencia ha fatto grandi cose. Io sono valenziano, che è la mia squadra della Spagna, è il Valencia. Se in Inghilterra c'è il Leeds, in Spagna c'è il Valencia. Però insomma bisogna fare altri acquisti di spessore. Comunque anche la B è tosta. Oliverani dorme. Però quel gol l'ha fatto. Mendieta. Live. Torres. Pasquale. Calcio d'angolo. Dai Tony, un'incornata. No, c'è Torres. Fallo. Va bene. Riusciamo a fare fallo anche da calcio d'angolo. Finiamo presto la stagione e nel prossimo video cominciamo a pianificare i colpi di mercato. Torres, tacco magico, Montolivo, Erninius, Tony, si è anche liberato bene.
non segniamo da 50 turni praticamente, cioè, boh. Tutti Maradona sono. Jorgensen, Gamberini, Montolivo. Toni scappa, ovviamente si scappa dal pallone. Nuova regola del calcio. Liverani. Mendietone per Jorgensen. Ma perché scappano, zio cane? Ma ci siamo vedute le partite? Inspiegabile. Tutto inspiegabile, Beppe. Abbiamo vinto a Torino, ragazzi. Abbiamo vinto a Torino. Vinciamo a Torino, ma non basta. Prossima cosa pure faccio 5 minuti, le partite durano abbastanza anche in 5 minuti. Niente. Tanto non cambia niente, non segno neanche con 50 minuti. Prossima anche le partite di Coppa di Divisione faccio solo se arrivo in semifinale. Mamma mia. Addirittura rischiamo anche di prendere il gol. Amarissimo finale, amarissimo. Mendieta. Prova a salvare il salvabile. Non riusciamo a fare gol. Cori mostruosi su Livorno, ragazzi. Ovviamente la faccia è fatta da un livornese doc. Jorgensen. Mendieta. Montolivo. Sbaglia anche lui. Finisce qua, ragazzi, una stagione dalle 1000 delusioni. Stagione disastrosa. Vediamo la classifica. Juve è un incredibile, il Genoa crolla alla fine, Juve Messina in Serie A. Noi chiudiamo quinti a 20 punti. Incredibile. Trezeguet, Nedved. Qua vince il Genoa. Di Vaio, Pazzini. Noi siamo 67esimi. E si ritira sta gente qua. Puntiamo Maldini e basta per quelli rinati, diciamo. Arrivano Siena e Empoli. Perfetto. Neanche le faccio le minchie, lo so che danno soldi ma non le faccio. Raga, un saluto dal comandante veneziano. Prossimo video andiamo con il calcio mercato. Ciao!